Allora, mi perdoneranno ancora qualche minuto Possamai e Baldin, ma dobbiamo approfittare della presenza anche del commissario della Lega in Veneto perché insomma, non ha mai parlato in questi giorni, quindi ha scelto Ring e lo ringraziamo questa sera insomma, per essere con noi. Che succede? Guardi il titolo, così ho messo questo titolo così giusto proprio per entrare nel tema. Come mai la Lega, il centrodestra diciamo che vince col 77% quasi, ma una Lega che aveva quei numeri nelle ultime tornate elettorali non ha neanche un sottosegretario in questo governo e molti lombardi? La questione è abbastanza semplice, si sa benissimo che i sottosegretari, così come le altre caselle del governo, dipendono da un risico che ha a che fare anche con le caselle ricoperte dai ministeri. Tra l'altro ricordiamo che il Veneto ha ben 4 ministri ed è da sempre che non accade una cosa del genere. Il Veneto gode di ben 4 ministri, tra cui uno della Lega, il ministro alla disabilità, che è la senatrice Erika Stefani, che ha già iniziato e ha già spinto per una promozione appunto di questo tema già nelle sedi competenti e sta già facendo anche sul territorio un'attività fondamentale, quindi io ritengo queste polemiche strumentali, quella della contrapposizione tra Zaia e Salvini. C'è un rapporto florido tra il segretario federale ed il governatore del Veneto, io ho modo di sentirli entrambi in maniera abbastanza costante, stiamo lavorando per portare avanti questo movimento, per farlo crescere, per acquisire nuovi amministratori. Nel corso dei prossimi giorni entreranno in Lega ben 15 nuovi sindaci, circa una cinquantina di nuovi amministratori, segno di un partito in Veneto. Segno di un partito che ha voglia di crescere, di un partito che ha voglia di guardare avanti, che non ha tempo per voltarsi indietro, ma che soprattutto continua ad essere il naturale riferimento politico di questo territorio, perché dobbiamo ricordarlo, la nostra forza sono i sindaci, la nostra forza è il territorio, sono i consiglieri comunali, gli assessori e tutti quei militanti che ogni giorno lavorano, non badano alle polemiche e portano a casa i risultati per questo movimento, Onorevole, facendo il loro lavoro da militanti. Su questo non c'è alcun dubbio, però è vero un dato, cioè alla fin fine i 4 ministri non sono tutti e 4 della Lega, cioè uno si aspettava una rappresentanza maggiore, perché non possiamo annoverare D'Incà, Franco o Brunetta, no? Quindi qui c'è Erika Stefani che si pone su un risico più ampio. Erika è un ministro, tra i 3 ministri della Lega uno è veneto, inoltre dobbiamo ricordarlo sempre perché chi ha un po' di dimestichezza con la politica sa quanto contino le commissioni, abbiamo 2 presidenti di commissione, gli unici 2 presidenti di commissione della Lega sono veneti, sono il senatore Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia, che è un tema fondamentale nel corso della prossima azione politica anche con questo governo, e il senatore Giampaolo Vallardi, che è presidente della Commissione Agricoltura a Palazzo Madama. Sono 2 presidenze di commissione. Chi sa e chi conosce la politica parlamentare e il diritto parlamentare sa benissimo quanto possono influire nell'azione legislativa. Ma c'è stato un momento di una sorta di trattativa, cioè lei ha parlato con Salvini nel momento in cui si stava studiando, proponendo i sottosegretari, cioè Darè, che ha ricoperto il suo ruolo qualche anno fa, ha detto che la Lega paga l'inesperienza. Vedo che sorride, insomma, cosa succede? Si è arrabbiato per le parole di Darè? Allora, che la Lega paga la sua inesperienza, perché lei è giovane. È chiaro che là bisogna esserci in quei tavoli, trattare, no? Dice Darè. È chiaro che la polemica di una persona rispetto ad altre 99 persone fa rumore, non fanno rumore magari le 99 persone che lavorano, che fanno il loro mestiere, che fanno politica attiva e che portano a casa appunto i risultati per questo movimento. Può chiedere a chiunque all'interno di questo movimento, sappiamo come funzionano le cose, sappiamo come funzionano poi le scelte all'interno appunto quando si va a comporre una compagine di governo. L'ho spiegato prima, io ripeto, non ho tempo per fare polemiche e le questioni le si affronta, è giusto affrontarle nelle sedi opportune come è doveroso affrontare. Poi ho visto anche oggi una polemica sui commissari che trovo altamente strumentale, visto che i commissari non sono una cosa nuova che ci siamo inventati adesso, i militanti sanno che i commissari all'interno della Liga Veneta sono esistiti. Io tra l'altro sono stato il commissario che Giantonio Darè ha nominato su Venezia dal 2018 al 2019. In quel tempo
si potevano fare i congressi e quindi io non sto qua a polemizzare se si potevano fare o meno, perché alla fine io ho fatto il commissario e credo di averlo fatto anche bene lì in provincia di Venezia. Sono stato l'altro giorno, come sarò sul territorio anche nei prossimi giorni per incontrare sezioni, militanti, amministratori, sindaci. Io credo che il fatto che un partito in Veneto in 3 mesi riesca ad acquisire 15 nuovi sindaci e che vedano questo movimento come la forza trainante di un paese. Adesso le chiederò quali sono i sindaci. Dico, al di là delle polemiche, i militanti della Lega hanno, visto che si parla di vaccini, hanno un vaccino naturale, che è quello contro le polemiche giornalistiche. Noi sappiamo benissimo che i giornali cercheranno di dire che la Lega è disunita, che la Lega non è compatta, che Salvini ha paura di Zaia, che Zaia è contro Salvini. Non è così, i militanti lo sanno, chi vive questo movimento lo sa, non c'è nemmeno bisogno che io a loro lo dica, lo dico a tutti coloro che magari... Però Stefani, mi perdoni, lei dice la polemica confusi. Di uno non può essere spenta, diciamo, non può spegnere i 99 che non dicono nulla, perché sono d'accordo, però di solito noi siamo abituati in cui è un po' una caserma, insomma, la Lega, cioè nessuno parla, no? Anche perché si rischia, non si deve, i panni sporchi si lavano in casa, insomma, questo è abbastanza evidente soprattutto nella Lega. Infatti ha stupito e non poco questa dichiarazione di Darè, quindi probabilmente ha dato voce a un malessere che c'è, cioè, nel momento in cui si guarda la lista dei sottosegretari, si dice abbiamo solo un ministro che è senza portafoglio, è la Erika Stefani, che non è più all'autonomia ma comunque alla disabilità, importantissimo e strategico come sempre detto, e su questo non c'è alcun dubbio, però neanche un sottosegretario. Non si possono fare confronti con governi in cui la Lega poteva decidere il 50%, quasi, sì, non c'è dubbio. No? Lo dice lei, il 50% dei sottosegretari dei ministri. Siamo in un governo con altre forze politiche, c'è bisogno chiaramente, potevamo scegliere di rimanere in panchina a guardare la partita da fuori, probabilmente Arcuri sarebbe ancora lì. Abbiamo scelto di giocarci la partita, di entrare nella partita, di affrontare le scelte, di incidere in quelle scelte, e chi sta vedendo questa partita, io ne sto parlando anche con molti cittadini, perché da sindaco a lunedì ricevo i miei cittadini e mi dicono finalmente in questo modo abbiamo la possibilità di incidere nelle scelte. La scelta anche in questi giorni ho visto di mandare avanti la gara per quanto riguarda i taser, che era una delle nostre battaglie che facemmo all'epoca del primo governo Conte, Molteni, no? Il sottosegretario Molteni. Questa è stata portata avanti, credo sia una bellissima notizia per tutti coloro che cercano di guardare al tema della sicurezza, che prima era appaltato. Mi tocca dirle che è un sottosegretario lombardo, liberi uguali, e qui, ma io non faccio mai campagnilismi. No, ho capito, chiaramente, Stefani, è una provocazione. A me queste cose aspetti, le faccio vedere però cosa hanno detto uno è il grande vecchio della Lega, Gentilini, e poi il sindaco di Treviso Mario Conte, altra persona insomma, che ha un dialogo stretto come lei con Zaia e con Salvini. Sentiamoli. Ancora una volta il potere Lombard ha fatto quello che ha voluto. Lo sceriffo Gentilini, che dice apertamente quello che altri si limitano a pensare, sintetizza il malumore della base leghista. Veneti senza sottosegretari, commissariati e per questo con poco peso, secondo l'ex segretario nazionale Giampaolo Gobbo, tanto da non essere riusciti a strappare una rappresentanza, come ha commentato l'europarlamentare Tony Darè, scagliandosi contro il giovane commissario Alberto Stefani. Io credo che l'astro nascente leghista nel Veneto, mio allievo, il governatore Luca Zaia, possa far ombra e dare noia a qualcuno. Io ora voglio dire a Darè e a tutti gli onorevoli veneti di non fare come i cani che abbaiano alla luna. Devono iniziare una battaglia politica affinché il Veneto sia collocato al posto che merita. Mario Conte, sindaco di Treviso e amministratore tra i più in vista del Carroccio in questo momento, invoca il dialogo, invitando a smorzare le polemiche. Far tutti un passo indietro e capire qual è il bene del partito, qual è il bene per il Veneto e qual è il bene per i nostri cittadini, perché se noi facciamo squadra riusciamo a portare a casa dei risultati importanti anche a livello di partito, e credo che non avere alcuna rappresentanza dei sottosegretari
sia un momento brutto, no, per la nostra politica, per il nostro partito, che ci spinge a fare delle riflessioni ma non dei processi a nessuno. Dobbiamo lavorare tutti, dialogare per migliorare, per trovare la direzione giusta per far continuare a crescere il nostro partito. C'è un rischio di qualche tipo, addirittura di espulsione o sanzione per l'europarlamentare Gian Antonio D'Arè, per quello che ha detto? Io rispetto le persone, ne parleremo chiaramente nelle sedi opportune, del fatto che le polemiche è meglio farle nelle sedi opportune che farle chiaramente sui giornali, anche perché in realtà ha sortito l'effetto. Io in questi giorni ho ricevuto telefonate da consiglieri regionali, da assessori regionali, da parlamentari, senatori, sindaci che mi hanno detto: noi abbiamo voglia di guardare avanti, bene che ci siano nuovi sindaci che entrino all'interno della Lega, noi siamo pronti a guardare avanti, a guardare le sfide del futuro, adesso da qui a creare polemiche sui giornali. Noi conosciamo quanto le ricostruzioni giornalistiche e queste fantasie che spesso vengono accentuate sui giornali facciano il male del movimento. Noi siamo sempre stati sicuri, è una delle prime regole che viene insegnata a chi ottiene la tessera militante, no? Quella di non fare polemiche, di guardare avanti, di ottenere i risultati. Noi siamo il partito dei sindaci e lo saremo ancora di più nel corso del Veneto. No, noi parleremo nelle sedi opportune del fatto che certe questioni si risolvono nelle sedi opportune. È chiaro che poi se la necessità è far polemica sui giornali, ognuno si prende le proprie responsabilità, però io credo, Stefani, noi le polemiche non le consideriamo. Io credo che però anche questi consigli regionali, amici, sindaci eccetera, lei ha un ruolo importante e una carriera in rapidissima ascesa, quindi lei ha sicuramente un valore riconosciuto e quindi la rispettano nel suo ruolo, quindi non le diranno mai magari hai sbagliato, no? Anche per il rispetto del capo che si ha, e quindi magari sbagliando, perché bisognerebbe invece suggerire, consigliarlo, no? Nel bene e nel male. No, però voglio dirle, cioè, le avranno detto: Alberto, insomma, ma guardi, allora, le scelte dei sottosegretari, lo sappiamo benissimo, chi fa politica lo sa, non dipendono dal segretario regionale. Sono scelte che vengono prese anche in questo caso, e ripeto, stiamo parlando di un governo che ha al suo interno più forze politiche, un partito che ha appunto delle elezioni amministrative in corso. Era impensabile riuscire a portare Salvini su. Abbiamo ottenuto un ministro veneto della Lega e in tutto ci sono 4 ministri, quindi chiaramente se uno va a vedere la geografia del governo tiene conto del fatto che l'ultima battuta, e poi mando la pubblicità e coinvolgiamo tutti gli altri ospiti su tutto il resto delle tematiche, e la fregolent, diciamo, per quel bonus di 240 euro che ha preso l'ex sindaco, ora senatrice. Marcato mi pare abbia detto ci vorrebbero dei provvedimenti seri, lo si è fatto per i famosi 3 mancati candidati alle regionali, tra l'altro Forcolin neanche prese il bonus, insomma, allora no, però che si fa in quel caso? Allora, la questione sarà analizzata, chiaramente la analizzerò, cercherò di comprendere cosa è successo in merito a questo. Chiaramente sgombriamo il campo dell'illiceità perché non stiamo parlando di un reato, l'ha detto anche Zaia oggi, stiamo parlando di una questione di inopportunità. Sul tema etico potrebbe anche essere interessante costruire, redigere un codice etico, visto che parliamo del campo dell'opportunità, anche fare un codice etico per chi assume ruoli istituzionali all'interno del partito. Magari ci sono anche altre questioni che non balzano all'occhio della cronaca, perché in questo caso stiamo parlando di un bonus di una senatrice, e quindi creare delle regole comportamentali, un codice etico che c'è già in tante associazioni, e sarebbe bello che la Lega fosse anche capofila di un progetto che ponga la trasparenza e l'opportunità al centro della propria agenda politica. Però io credo che in una situazione del genere non sarebbe neanche necessario, no? Su questo è d'accordo, cioè chi va
pensare di prendere 240 euro di bonus quando prendono lo stipendio dalle questioni negative è sempre giusto creare qualcosa di positivo. La costruzione di un codice etico non c'è in questo movimento, all'interno appunto di questo movimento. Si potrebbe costruire un insieme di regole in maniera tale che non solo per quanto riguarda il bonus, che può essere un caso specifico, ma che riguardi l'opportunità di tante scelte che possono essere considerate inopportune in determinati ambiti, e quindi credo sia qualcosa su cui lavorare. Abbiamo giuristi e persone assolutamente preparate per poterlo fare, e credo possa essere anche un punto di partenza. Rischia sanzioni, diciamo, come cosa succede in questi casi? Noi ne parliamo anche in questo caso nelle sedi opportune, perché questa è la disciplina del partito. Grazie però per aver detto, diciamo, aver risposto a tutte il commissario Stefani ha ragione, guardi, ho visto, niente, vabbè, io le faccio le domande anche cattive, ma lei ha ragione. Ci fermiamo pochi istanti, grazie ancora a Possamai e Baldin, con i quali ripartiamo subito dopo la pubblicità.